Ci colleghiamo con Lega Liguria. Fabrizio, sei in onda. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi piove, è piovuto un po' tutta la mattina, ma era previsto. Speriamo che domani nel fine settimana ci sia un po' più di sole e sia sereno per i nostri benvenuti turisti, a differenza di quello che dice la musichetta di apertura messa dalla nostra grande regia di Milano. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è l'assessore comunale di Genova al personale, politiche dell'istruzione, servizi civici e informatica, Marta Brusoni. Ciao Marta, ci sei? Buongiorno a tutti, ci sono un po' bagnata ma assolutamente presente. Allora, buongiorno, dove ti trovi in questo momento, Marta? Allora, in questo momento ho appena finito di inaugurare una nuova targa nel centro di Genova, perché abbiamo aggiunto una dicitura Creusa de Diau, in modo tale che siamo sempre di nuovo sempre più collegati alle nostre tradizioni e quindi al nostro dialetto genovese. Tutti all'inaugurazione della targa, tutti molto convinti, e come vedi la pioggia non ci ha assolutamente fermato. Allora, dunque, Marta Brusoni, assessore comunale di Genova, è passata alla Lega. C'è stata la presentazione l'altro giorno con il nostro segretario ligure e vice ministro genovese del MIT, Edoardo Rixi. Ecco, volevo un po' capire da te come mai questa scelta. Tra l'altro Marta si candida con noi alle prossime elezioni regionali in programma domenica 27 ottobre e lunedì 28 ottobre in Liguria. Allora, io ho iniziato ad affrontare il mondo della politica 7 anni fa, diciamo in punta di piedi. Per i primi 5 anni della mia esperienza sono stata consigliere comunale e capogruppo, diciamo, della lista civica del nostro sindaco, e poi le seconde elezioni sono stata di nuovo eletta sempre in una lista civica e sono stata nominata dal nostro sindaco assessore. Quindi direi che questi 7 anni di esperienza civica a servizio dei cittadini nella pubblica amministrazione è stata basilare, importante. Però poi dopo 7 anni è giusto prendere una posizione politica, soprattutto quando si vive in un mondo della politica e si fa politica. Ho scelto la Lega perché è a contatto con i cittadini, è sul territorio quotidianamente, ed è quello che io ho sempre fatto in questi 7 anni. Poi ho avuto l'opportunità diverse volte di incontrare anche l'onorevole Rixi, e come dico a tutti è una persona innanzitutto giovane, quindi con molta energia, moderata, preparata, e che sta facendo un gran bene per la nostra Genova e per la nostra Liguria nel suo ruolo, diciamo, di viceministro. E quindi penso che sia la scelta assolutamente migliore, e per questo sono molto motivata. Ecco, senti, tra l'altro proprio ieri c'è stata l'inaugurazione del nuovo point elettorale del candidato alla presidenza di Regione Liguria, Marco Bucci, che è il sindaco di Genova, e tu hai un ottimo feeling anche con lui. Credo che tu abbia partecipato, no, a questo evento. Allora, all'evento in sé non sono riuscita a partecipare perché, come hai detto tu, io in questo sono assessore del Comune di Genova, e quindi ho tantissimi impegni in assessorato e devo stare ad ascoltare, sai, le esigenze dei cittadini, perché comunque, anche se sia in campagna elettorale, la cosa migliore è sempre lavorare duramente e risolvere, diciamo, le problematiche. Non per niente ricordiamo il mio motto: Brusoni Soluzioni. Però indubbiamente io 7 anni fa ho ascoltato Bucci, questo sconosciuto, perché nessuno lo conosceva, mi aveva talmente convinto e talmente entusiasmante che, diciamo, la mia vita ha iniziato una nuova direttiva.
sono stata, come ripeto, per tanti anni il suo capogruppo nella sua lista civica, quindi anche se ieri non ero presente, massimo sostegno e anzi a maggior ragione candidarsi a questa campagna per le regionali, perché il nostro sindaco è proprio candidato a diventare governatore, quindi chi meglio di me può indubbiamente sostenerlo, che l'ha accompagnato in questi 7 anni anche di percorso civico, e farò in modo tale che anche magari la mia visione anche civica possa essere anche sempre comunque esercitata. Ecco, sindaco del fare contro i signori del no, è un po' questa la nostra campagna elettorale in Liguria. Sì, ricordiamo che è stato fatto il ponte di Genova, insomma, sì, io sono stata quando ero consigliere comunale, sono stata presidente della quinta commissione, che è una commissione molto impegnativa, e quindi io che ero presidente, chi meglio di me poteva gestire questi signori del no. Faccio l'esempio del Ponte Morandi, che assolutamente, se avessimo ascoltato tutte le loro considerazioni, dovrebbe essere ancora costruito, quindi non diamo per scontato che ci sia, perché naturalmente erano contrarie all'utilizzo delle mine, erano contrarie a far passare grandi pezzi del ponte per le strade, erano contrari e continuavano a mandare a essere minacciosi, perché dicevano che c'erano le polveri sottili, quindi io ne ho sentite tantissime. E poi non da ultimo adesso si lamentano tanto della sanità. Sicuramente il nostro sindaco, ovvero il nostro futuro governatore, ha un programma molto importante riguardante la sanità, però ricordiamoci che i 5 Stelle sono stati i primi che hanno voluto bloccare a Genova la costruzione del nuovo ospedale Galliera. E quindi che per chi non è genovese e ci ascolta in questo momento, è l'ospedale proprio in centro città, è uno dei 2 più grandi ospedali di Genova, insieme a quello del San Martino, è importantissimo per i genovesi. E senti Marta, volevo chiederti un'altra cosa. Dunque il Consiglio Comunale di Genova va avanti, ci sarà una sospensione di, mi sembra, una decina di giorni sì, prima saranno delle sospese 2 sedute. Sì, anche qui saranno scusa se ti interrompo, ma come vedi io mi infervoro subito, perché vorrei fare una precisazione. Ci saranno la sospensione di 2 sedute, ma questo era già stata fatta nelle precedenti campagne regionali, quindi non cambia nulla rispetto a quello che era stato fatto la volta precedente, e poi per di più, se si sospende il Consiglio regionale, ho già sentito dell'ostruzionismo, ma permette di essere sul campo non solo a noi che sosteniamo naturalmente il Marco Bucci, ma permette di fare lo stesso lavoro anche all'opposizione, quindi indubbiamente anche questa mi sembra che sia stata, se volevi farmi questa domanda, ostruzionismo puro. Senti, una nuova donna in Lega Liguria, volevo sapere un po' come ti trovi, ecco, anche oltre al tuo rapporto naturalmente politico con Edoardo Rixi, anche un po' con gli altri del nostro movimento politico. Ma io mi trovo benissimo, anche perché ho sempre avuto tanti colleghi con cui ho lavorato. Ricordiamo che Alessio Piana è stato il mio primo presidente del Consiglio Comunale, che indubbiamente ci ha molto anche aiutato a capire i lavori dell'Aula, soprattutto una persona come me che viene dall'ambito civico e non aveva mai fatto politica. Poi anche con le mie colleghe che sono altrettanto assessori come me, abbiamo sempre lavorato in maniera sinergica, ognuno naturalmente con le proprie deleghe di competenza. Quindi posso dire che mi sento a casa.
Perfetto, allora ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata, buona campagna elettorale e ci sentiamo nei prossimi giovedì prima delle elezioni che ricordo si terranno qui in Liguria domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Grazie ancora al nostro grazie a voi, grazie per al Comune l'invito. di Genova, Marta Brusoni. Ciao Marta, grazie. Va bene, ha messo giù evidentemente Marta Brusoni. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana, che dovrebbe essere già in linea con noi. Sentiamo se riusciamo a un attimo che lo essere chiamo. collegati con Alessio Piana. Chiedo alla regia se siamo riusciti a contattarlo. Dammi un minuto. Ancora un minuto. Allora, con Alessio Piana volevo parlare un attimino di temi che riguardano chiaramente lo sviluppo della Liguria, del territorio. Lui è genovese, volevo parlare anche un attimino del Salone Nautico che si è concluso proprio martedì scorso qua a Genova. C'è stato un record di visitatori, siamo arrivati a 120.000 visitatori per questo Salone Nautico, molto importante per il nostro territorio. L'industria nautica si sviluppa principalmente tra la Liguria e l'Alta Toscana, la sede di Confindustria nautica è proprio qui a Genova e volevo un Fabrizio, po' capire scusami, Piana ha il telefono occupato. Piana ha sempre il telefono occupato, quindi non riusciamo a trovarlo, però mi dice che lui il telefono è libero. Quindi chiederei alla regia di riprovare perché dovrebbe essere libero il suo telefono. E poi volevo parlare anche un attimino con lui dell'efficientamento energetico, perché la Regione Liguria, grazie all'intervento di Alessio Piana, proprio l'altro giorno ha messo in atto un provvedimento che in sostanza è questo: comuni e imprese, comuni liguri, amministrazioni comunali della Liguria e imprese liguri avranno 2 mesi e mezzo in più di tempo per concludere gli interventi dei bandi regionali. Anche questo è un aspetto molto importante che riguarda lo sviluppo della nostra regione. Allora, siamo riusciti a contattare Alessio Piana, si è liberato il telefono? Ecco, stiamo chiamando. Possiamo chiudere qui. Stai ancora chiamando? Allora, dicevo, queste imprese e amministrazioni comunali che hanno presentato domande a bande regionali dedicate all'efficientamento energetico potranno infatti terminare gli interventi entro il prossimo 15 dicembre. Quindi c'è proprio un aiuto concreto, anche in questo caso di altri abbiamo già parlato nelle nostre precedenti trasmissioni, per quanto riguarda i comuni e le imprese della Liguria. Se non riusciamo a contattare il nostro Alessio Piana, direi di chiudere qui la nostra. Ecco, stiamo provando l'ultima volta. Proviamo l'ultima volta e poi magari chiudiamo il nostro collegamento in diretta. Purtroppo questi appuntamenti telefonici e quando ci sono i candidati che sono in campagna elettorale diciamo non sono sempre non vanno sempre in porto. Sentiamo se dalla regia abbiamo ancora un minuto di tentativi per niente, chiudiamo. Niente, è sempre occupato. Allora, niente, vabbè, sentiremo Alessio Piana un altro giovedì prima delle elezioni, che Liguria ricorre ancora una volta, domenica 27, lunedì 28 ottobre, andate tutti a votare. E per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grassione. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre